Sempre più guariti e meno ricoveri. In Sicilia solo 8 nuovi casi, 0 ad Agrigento. Non si dovranno giustificare gli spostamenti all'interno della regione, si potranno incontrare gli amici, riaprono bar, ristoranti, parrucchieri e alberghi. L'Italia riaprirà le frontiere sia agli arrivi dall'Unione Europea senza la quarantena. Migranti arrivati a Porto Empedocle trasferiti su ex nave da crociera per la quarantena. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sempre più guariti e meno ricoveri in Sicilia, dove si sono registrati nelle ultime 24 ore 8 nuovi positivi, 0 nuovi contagi nella provincia di Agrigento. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Sono ben 6 i tamponi che l'ASP di Agrigento ha effettuato nei giorni scorsi e riscontrati positivi e che ora invece a un secondo e approfondito analisi sono risultati negativi. Si tratta dei casi avvenuti di cui abbiamo dato ampio risalto e quelli di Palma di Montechiaro, Ravanusa, Raffadali, Santa Elisabetta ed Aragona. Intanto nessun nuovo contagio si è registrato nelle ultime analisi di tamponi effettuati nella nostra provincia, che sono stati 200, per un totale complessivo di 6.385. Aumentano di una unità i guariti nella nostra città e vanno così a 9. Sempre 6 i soggetti ricoverati negli ospedali siciliani di Palermo, Partinico e Caltanissetta. Scendono a 13 da 19 i soggetti posti ancora in quarantena. Salgono di un'unità i guariti della provincia per un totale di 92 persone. Stabili i decessi fermi a 13. In Sicilia invece i tamponi eseguiti ieri sono stati 1.792 e solo 8 i casi positivi registrati per un totale complessivo effettuati da quando è iniziata l'emergenza di 112.929, mentre i contagiati scendono di 94 unità e si portano a 1.760. I soggetti posti ancora in ricovero sono 209, meno 6 rispetto a ieri. In terapia intensiva scendono di 88 unità andando a 1.551. I guariti nell'isola vanno a 1.351, aumentano di ben 102 unità. Niente decessi, stabili a 263. L'andamento nelle province siciliane segue ovviamente il trend positivo sopra indicato in dettaglio. Agrigento è stabile a 49, così come Ragusa a 37. In aumento invece Catania con 2 positivi in più per un totale di 691. In aumento anche Caltanissetta, 4 in più e vanno a 82. In diminuzione le altre province. Trapani scende a 18, meno 4. Siracusa meno 4 e va a 50. Messina registra ben 45 casi in meno e va a 308. Enna con 42 in meno va a 153. Palermo 372 casi, 5 in meno. E intanto c'è grande attesa per la giornata di lunedì prossimo, quando le attività riprenderanno piano piano e rispettando le norme sullo stanziamento e la sanificazione. Saranno quindi aperti i negozi, al commercio al dettaglio, i servizi alle persone, barbieri e parrucchieri, i bar e i ristoranti. Liberi tutti ma non troppo, perché è vero che dal 18 maggio, lunedì prossimo, ci si potrà muovere all'interno della propria regione di residenza senza dover giustificare lo spostamento, però le regole da rispettare per il contenimento dal contagio da coronavirus sono ancora tante, riguardano soprattutto il mantenimento della distanza tra le persone e l'obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile stare lontani almeno 1 metro. Si andrà al bar, al ristorante, in albergo e a fare acquisti, si potrà fare sport all'aperto e andare nei parchi, tagliarsi i capelli, andare dall'estetista e vedere gli amici. Lello Casesa. A tarda notte governatori delle regioni italiane ed il Presidente del Consiglio Conte, dopo una lunga ed accesa trattativa, trovano la quadra sulla riapertura già da lunedì prossimo per quasi tutte le attività economiche e di ristorazione, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetica, negozi, eccetera, ad eccezione di Piemonte e Toscana, la cui ripresa è rinviata di soli 7 giorni. È una fase delicata e non possiamo sbagliare, per questo vi chiedo spirito di collaborazione istituzionale. Da parte del governo c'è la disponibilità a concedere alle regioni di procedere alla riapertura con propri protocolli, ma dovete assumervi la responsabilità che sarà una ripresa in sicurezza.
Con queste parole il capo del governo concede il via libera ai presidenti di regione che ottengono regole e distanze più corte di quelle volute da INAIL e Istituto Superiore di Sanità. In Sicilia Nello Musumeci insieme ai suoi colleghi governatori ottiene una ripartenza parziale e soprattutto un alleggerimento delle norme troppo restrittive volute dall'INAIL. La distanza sarà di 1 metro contro i 4 metri quadrati ipotizzati dall'INAIL e si riducono le distanze a 10 metri quadrati mentre prima erano di 20 metri quadrati, consentendo dunque un miglioramento degli spazi a vantaggio del numero dei clienti. Nelle spiagge, ad esempio, si riduce la distanza per ciascun ombrellone e frelettini, sarà possibile giocare a racchettoni o surf, mentre sarà vietato praticare il beach volley in quanto causa di assembramenti. Semplificata la vita anche ai negozianti, dove la regola principale resta quella del distanziamento di 1 metro, l'igienizzazione di mani e l'uso della mascherina per tutti e dei guanti quando si maneggiano scarpe o vestiti. Gli alberghi dovranno essere dotati di impianti di ventilazione e dovrà essere effettuata una frequente manutenzione e sanificazione. Le singole amministrazioni comunali stabiliranno le indicazioni per il commercio al dettaglio, distanza di 1 metro e per i mercatini accessi regolamentati in entrata e in uscita. In ogni caso bisognerà osservare tutte le prescrizioni e soprattutto rimanere a casa se si ha la febbre oltre i 37,5 gradi o altri sintomi sospetti. La parola d'ordine rimane una: distanza, perché è questa la precauzione più efficace per evitare il diffondersi del contagio. E dal 3 giugno l'Italia riapre le frontiere sia agli arrivi dall'Unione Europea senza la quarantena, prevista la possibilità di entrare dall'area Schengen, compresi Svizzera e Monaco. Carmelo Lentini. Dal prossimo 3 giugno ci sarà libera circolazione tra i paesi dell'Unione Europea. Il governo infatti per quella data è pronto a riaprire le frontiere dell'Italia, compresi con Svizzera e Monaco. Chi varcherà i confini non dovrà più rimanere in quarantena obbligatoria con isolamento di 14 giorni. Tutto ciò fa parte della misura volta a rilanciare il flusso turistico in vista dell'estate. Ma non tutto, al momento sarà come prima e restano alcune restrizioni. Ad esempio, l'Agenzia Unione Europea per le Malattie mapperà il territorio bloccando il flusso di viaggiatori tra aree con un'alta densità del contagio. Restano chiuse invece almeno sino al 15 giugno tutte le frontiere europee con i paesi del resto del mondo. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità dal rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti. A metà del prossimo mese la Commissione europea deciderà se levare il blocco o se prolungarlo. Arrivati a Porto Empedocle 53 migranti trasferiti a bordo dell'ex nave da crociera Moby Zazza per la quarantena. Vediamo. È iniziata la quarantena sulla Moby Zazza, i migranti vengono trasferiti nella terra di mezzo, al largo, in mare, al sicuro, su quella che era una nave da crociera, assistiti dal personale sanitario della Croce Rossa. La nave adesso è rada, la Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza di sicurezza con interdizione della zona di mare circostante la Moby Zazza per un raggio di 300 metri. È sottoposta a una specifica sorveglianza da parte di motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, che si alternano per controllare eventuali tentativi di fuga da parte dei migranti. Sono posti in quarantena al momento in 53, 23 uomini, 24 donne e 6 minori. Erano arrivati nei giorni scorsi sull'isola dei Conigli di Lampedusa e ieri dalla Maggiore delle Pelagie sono arrivati a Porto Empedocle. Una volta scesi dal traghetto sono stati scortati dalle forze dell'ordine e a bordo di 2 autobus sono stati accompagnati e imbarcati sulla nave Moby Zazza, su cui è stata predisposta anche una camera di biocontenimento del rischio infettivo. Quella di ieri sera è stata la prima e unica occasione in cui l'imbarco è avvenuto direttamente dalla banchina
banchina. Per il resto dei migranti che giungeranno o da Lampedusa o sul resto della costa agrigentina, gli imbarchi avverranno in rada circa 2 o 3 miglia dal porto, con le motovedette della Guardia Costiera. Proseguono le ricerche di Giuseppe Fallea, pensionato 84enne di Favara, che ha fatto perdere le proprie tracce nella giornata di mercoledì. Questa mattina riunione operativa alla tenenza di Favara, dove insieme ai militari dell'Arma ci sono anche vigili del fuoco e personale della protezione civile, 5 operatori della protezione e 12 volontari. Delineata la mappa per la divisione delle zone da perlustrare, in prima battuta si cercherà l'automobile, una Devumatics, a bordo della quale si è allontanato Fallea. Le ricerche potranno contare anche dell'uso di un elicottero, ma a partire da domani il forte vento infatti ha reso difficoltoso l'utilizzo del mezzo nella giornata di oggi e dunque, se le condizioni meteo lo permetteranno, verrà impiegato domani. Intanto i carabinieri di Favara, agli ordini del tenente Giovanni Casamassimo, hanno sentito i familiari del pensionato e anche la badante di origini rumene che si occupa del signor Fallea. In un momento storico in cui l'informazione locale, soprattutto quella televisiva e radiofonica, rischia di essere sepolta e cancellata per sempre, in Sicilia oltre 40 emittenti si uniscono per far sentire la loro voce sotto la bandiera dell'AREA, l'associazione delle emittenti televisive e radiofoniche locali. È stato eletto il coordinamento regionale. Il nuovo vertice è composto dal nostro direttore Arturo Cantella, Gaetano Cascina, Maurizio Bellavia e Maurizio Sferrazza. Vediamo. Per volere di oltre una cinquantina di emittenti radio e televisioni locali libere, nasce in Sicilia il nuovo coordinamento regionale dell'Associazione Nazionale diretta dall'ingegner Diomede, denominata REA, eleggendo anche una rappresentanza regionale che avrà il compito di dialogare con le istituzioni locali, provinciali e regionali. Pertanto, dopo varie analisi, confronti di idee sulle future prospettive, è stato eletto il coordinamento regionale, che sarà guidato dall'editore di Radio Gela Express Gaetano Casciana, emittente storica presente da sempre nel territorio siciliano. Come suoi vice Maurizio Bellavia, Maurizio Sferrazzi e anche la nostra emittente TVA Televideo Agrigento, rappresentata da Arturo Cantella e coadiuvata da Piero Licausi. La REA conta in ambito nazionale oltre 400 emittenti radiotelevisive. È stato lo stesso Casciana a volere una rappresentanza forte in Sicilia, trovando il sostegno da parte del presidente della REA, appunto Antonio Diomede, e di tanti colleghi siciliani. L'organizzazione sindacale del settore radiotelevisivo nasce soprattutto dall'esigenza di dare battaglia nelle istituzioni a tutti i livelli per riformare la legislazione del settore. Tanti diritti acquisiti, ma altrettanti sono quelli ancora da conquistare in un contesto storico in cui l'emittenza locale lotta per sopravvivere e restare fortino di guardia delle proprie comunità, a forte rischio visto il riordino delle frequenze e la cosiddetta rottamazione. Ma la REA in ambito regionale nelle varie città vuole interloquire con le istituzioni affinché vengano rispettate le regole già esistenti e vi sia un'equa distribuzione dei contributi statali e regionali che rischiano di garantire solo i grandi editori a discapito delle medie e piccole realtà locali. Ci sono troppi comuni e enti pubblici che non rispettano la legge 152.000, che non sono dotati di uffici stampa costituiti da giornalisti e che non destinano, come recita la legge, il 2% del proprio bilancio per l'informazione istituzionale nelle radio e nelle televisioni. Con un mercato pubblicitario segnato dalla crisi del post-Covid-19, l'emittenza radiotelevisiva siciliana rischia quindi di essere cancellata e con essa centinaia di posti di lavoro, ma soprattutto il riferimento di migliaia di cittadini che altrimenti rischiano di dover ricorrere solo ai grandi network nazionali. Alla Regione saranno chiesti anche i criteri del bando da 10 milioni di euro che siano equi e destinati realmente alle emittenti radiotelevisive locali e non solo ai soliti pochi. In ambito nazionale va specificato che nel settore operano 1.200 imprese radiofoniche e 400 televisive, con un livello occupazionale di 7.000 dipendenti, ivi compreso l'indotto e le partite IVA, ai quali dalla fine del mese di marzo e nei mesi successivi non si potrà assicurare più le buste paga. Oltre agli stipendi non si fa fronte al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi, tasse e scadenza, fatture per consumi di energia elettrica, diritti SIAE. In sostanza, la quasi totalità delle radio e delle TV locali sarà inesorabilmente condannata alla chiusura con gravissimo e irreparabile danno alla democrazia,
come il diritto di informare ed essere informati, la libertà di impresa e il diritto al lavoro di oltre 7.000 occupati. Si è detto che con il coronavirus cambierà tutto. Se ce ne fosse stato bisogno, l'epidemia ha messo in risalto il grande servizio di pubblica utilità gratuito, ripeto gratuito, non imitabile dalle reti nazionali, svolte dalle piccole radio TV locali, confluite in re anche un circuito internazionale. I migliori auguri al suo coordinatore Gaetano Casciana e al suo direttivo Maurizio Bellavia, Maurizio Ferrazza e Arturo Cantella. Mi auguro che la Regione Sicilia voglia apprezzare il ruolo svolto dall'emittenza locale siciliana nel territorio, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, molto spesso dimenticato dalla politica. Il Corecom in Sicilia ha richiamato le emittenti che hanno trasmesso le dirette del sindaco di Messina, Cateno De Luca. C'è il servizio. Precondizioni per ripartire. Il Corecom Sicilia, con un atto formale inviato tramite posta certificata, ha richiamato tutte le emittenti radiotelevisive siciliane e in particolare i fornitori di servizi media audiovisivi che hanno trasmesso in diretta le conferenze giornaliere del sindaco di Messina, Cateno De Luca. Alla base del richiamo del Comitato regionale per le comunicazioni un presunto rischio di violazione dei principi vigenti a tutela della correttezza dell'informazione con riferimento al tema coronavirus Covid-19, indicati nella delibera Agicom numero 129 del 2020. Durante le dirette il sindaco di Messina e della città metropolitana Cateno De Luca quotidianamente informava sugli effetti dei provvedimenti legislativi e amministrativi adottati. Un appuntamento che aveva suscitato grande interesse da parte del pubblico, non solo messinese. Il Corecom Sicilia, nella nota a firma del presidente Maria Astone, ribadisce l'invito a garantire un'informazione corretta, equilibrata e veritiera e si riserva di verificare il rispetto dell'atto di richiamo nei confronti delle emittenti radiotelevisive siciliane. Scossa di terremoto nell'Agrigentino nella notte, precisamente alle 12:38 di ieri sera. A tremare è stata Santa Margherita Belice. La scossa sismica è stata registrata ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato percepito dagli abitanti di Santa Margherita e Montevago. Non si registrano danni a persone o cose. Il terremoto è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geologia di Roma. L'esercito igienizza in Sicilia 54 comuni. C'è il servizio. L'esercito ancora in prima linea nella lotta contro il coronavirus. I nuclei disinfettori della Brigata Aosta hanno sanificato enti e sedi istituzionali nelle province di Catania, Messina e Trapani. Nel piano operativo sviluppato in accordo con le amministrazioni comunali, igienizzate chiese in apertura il 18 maggio, uffici pubblici e scuole superiori in vista degli esami di maturità. Dall'inizio dell'emergenza del Covid-19, i militari in forza ai reparti della Brigata Aosta hanno pianificato e condotto l'igienizzazione di 54 comuni siciliani. A Gaggi, i nuclei disinfettori del 5° Reggimento Fanteria Aosta, su richiesta del sindaco, hanno condotto la sanificazione di alcuni edifici pubblici della storica cittadina, un tempo sobborgo di Taormina, divenuta indipendente nel 1639, mediante l'utilizzo di specifici prodotti igienizzanti e di moderne apparecchiature di nebulizzazione dei principi attivi. Sono state eseguite tutte le operazioni volte a eliminare eventuali agenti patogeni presso il Palazzo Municipale, la Sala Consiliare, tutti gli uffici aperti al pubblico, la Sala Polifunzionale in cui è attivo il Centro Operativo Comunale di Gaggi e la Chiesa Madre, intitolata Maria Santissima dell'Annunziata. Le stesse operazioni sono state ripetute al Tribunale Ordinario, alla sede del Giudice di Pace e del Centro Notificazioni, Esecuzioni e Proteste presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, accogliendo in tal senso le richieste pervenute dall'amministrazione comunale e dalla direzione del Palazzo di Giustizia del popoloso centro della Sicilia tirrenica. Contemporaneamente a Rometta Marea, altri nuclei di disinfettori hanno completato la sanificazione dei locali e delle aree adiacenti la stazione dei Carabinieri, il municipio e il comando della polizia locale. Analoghe attività sono state condotte anche a Catania. Hanno concluso il piano di disinfezioni avviato nelle settimane scorse al Tribunale e alla Procura della Repubblica. A Catania è stato inoltre igienizzato il Conservatorio Vincenzo Bellini, storico istituto musicale della città etnea.
I disinfettori della Brigata Aosta hanno quindi esteso i propri interventi anche alle pendici del vulcano presso i comuni di Piedimonte Etneo, Lingua Glossa e Riposto, concentrandosi su musei, chiese di prossima riapertura al culto il 18 maggio e le scuole superiori in vista degli esami di maturità. Nelle tarde ore notturne, per un minore impatto sulle abitudini della popolazione, sono stati bonificati il cimitero e il centro storico di Marsala, quinta città per numero di abitanti della Sicilia. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni a Messina per completare la sanificazione delle ali del tribunale non ancora bonificate, nonché presso i comuni di Venetico e Aliterme, dove le igienizzazioni verranno estese dai disinfettori del reparto comando della Brigata Aosta anche agli edifici scolastici, alle chiese e alla locale stazione dei carabinieri di quest'ultimo municipio. C'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Producevano tubazioni senza autorizzazioni, sigilli a un'azienda di Montevago, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. I carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, hanno sottoposto a sequestro preventivo uno stabilimento in contrada Serafino Acque Calde di Montevago, di proprietà della System Group Sicilia SRL, che opera nel settore della produzione e commercializzazione di tubi in PVC e PE. L'azienda avrebbe prodotto materie plastiche in assenza di regolari autorizzazioni sia dal punto di vista edilizio urbanistico che amministrativo e produttivo, in una struttura di circa 20.000 metri quadrati, di cui 4.500 metri quadrati coperti a 2 passi dal fiume Belice e dalle terme Acquapia, inizialmente destinata all'imbottigliamento di acque minerali. I sigilli sono stati apposti nei giorni scorsi. La vicenda è venuta fuori ieri durante una seduta del Consiglio Comunale. Il sindaco Margherita Larrocca Ruvolo ha affermato: difendiamo la vocazione agricola e turistica del nostro territorio. Il Consiglio Comunale di Montevago ha espresso parere contrario in ordine alla proposta preliminare di variante urbanistica per l'avvio di un'attività di lavorazione industriale di materie plastiche per la produzione di tubi in polietilene e PVC in contrada Serafino Acque Calde e a poche centinaia di metri dallo stabilimento termale Acquapia. Il Consiglio Comunale ha eseguito le direttive democraticamente deliberate con il PRG. Prosegue la salvaguardia, cioè gli interessi generali. L'impianto ad oggi è posto sotto sequestro preventivo dalla Procura di Sciacca. Anche i consiglieri comunali in piena libertà di Montevago hanno salvaguardato gli interessi e la storia della città, individuando come unica area in cui realizzare un simile impianto, quella artigianale, pensata dalle varie amministrazioni che si sono succedute e collaudata con l'attuale comune luogo deputato a simili attività, per il quale sono stati investiti ingenti somme sia regionali che comunali. Camion in fiamme, caos sulla tangenziale di Catania. Vediamo. Poteva avere conseguenze peggiori l'incendio di un autoarticolato avvenuto ieri pomeriggio all'interno di una galleria. Il mezzo pesante trasportava bancali in legno e il conducente si è riuscito a mettere in salvo. L'incendio si è verificato all'interno della galleria Pietra dell'Ova, a chilometro 1400 della tangenziale est in direzione Messina, tra lo svincolo di Gravina e i caselli di San Gregorio nel Catanese. Per domare le fiamme hanno lavorato per diverse ore 2 squadre di vigili del fuoco della sede centrale del comando provinciale e del distaccamento dei vigili del fuoco di Acireale. Si è reso necessario anche l'intervento di 2 autobotti di rincalzo della sede centrale del comando provinciale WWF e di un mezzo logistico per gli autorespiratori, considerato che l'incendio si è sviluppato in galleria. Spente le fiamme, le squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno assistito il personale dell'ANAS per le attività di ripristino della carreggiata e della circolazione dei veicoli, che era stata temporaneamente interrotta. Ad un primo sopralluogo di verifica, l'impianto elettrico della galleria è risultato danneggiato dal calore prodotto dall'incendio. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Stradale e tecnici ANAS per gli adempimenti di competenza. Didattica a distanza, gli studenti si cimentano con brani musicali della cultura siciliana, ma anche con iniziative per ricordare tappe e ricorrenze come l'autonomia siciliana. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Gli alunni dell'orchestra scolastica dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, diretto da Anna Cangarrossa, attraverso la didattica a distanza hanno realizzato un video musicale proponendo il canto popolare siciliano Mi voto e mi rivoto, attraverso un arrangiamento realizzato dal professor Carmelo Salemi. Gli alunni coinvolti sono gli allievi delle classi terze e della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, i quali hanno eseguito ognuno presso la propria abitazione una versione in chiave jazzistica e moderna e pensata per questo organico strumentale. I ragazzi hanno avuto così la possibilità, divertendosi, di potersi confrontare con una nuova esperienza didattica e multimediale, mettendo in evidenza la loro passione e il loro talento musicale sotto la guida dei docenti di strumento dell'Istituto Comprensivo. Alcuni alunni dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini hanno voluto con un brano musicale celebrare la festa dell'autonomia ricorsa ieri 15 maggio. I pezzi sono stati eseguiti in modalità didattica a distanza, stando a casa con un lavoro di regia dagli studenti del primo anno dei vari plessi appartenenti all'Istituto Rita Levi Montalcini, Giovanni Paolo II, Montessori, De Cosmi e Nuova Manhattan. Piena soddisfazione del dirigente scolastico Luigi Costanza, che ha espresso il suo complimento per l'impegno che gli alunni hanno mostrato nel valorizzare le idee della nostra terra di Sicilia. Ciao a tutti,
Siamo gli alunni della prima C De Cosmi Giovanni Paolo dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montaccini di Agrigento. Lo sapete che dal 15 maggio del 1946 la Sicilia è autonoma? Vuol dire che, anche se facciamo parte dell'Italia, chi ci governa può prendere delle decisioni importanti per far vivere meglio noi siciliani. Per noi oggi quindi è un giorno speciale perché come ogni anno festeggiamo l'orgoglio di vivere in una terra bellissima dove esistono tradizioni, modi di parlare, canzoni e cibi conosciuti in tutto il mondo. La nostra bandiera è divisa a metà con giallo e rosso e al centro c'è una testa con 3 gambe che sono le 3 punte della Sicilia ed alcune spighe di grano. Gli antichi romani che rimasero nella nostra terra per centinaia di anni, infatti chiamavano la Sicilia il granaio di Roma, perché era così. Tanto il grano che si produceva qui da poter sfamare tutti i loro territori. Il nostro mare è tra i più belli al mondo, le nostre spiagge hanno sabbia dorata, il nostro sole rende le giornate più allegre, ma anche la campagna e la montagna fanno la Sicilia un posto unico che tutti ci invidiano. In ogni parte del mondo il nostro cibo è molto conosciuto: panelle, fingioni, pasta a forno, arancine, parmigiana alla melanzana, cassata siciliana, per poi non parlare di gelati, granite e gelati a base di mandorle e pistacchi della nostra terra. Ma la cosa più bella di noi siciliani è che amiamo ridere, scherzare e divertirci. Accogliamo tutti con allegria e non abbiamo mai un muso lungo. E se c'è un problema noi lo risolviamo tutti insieme. Chi viene in vacanza in Sicilia torna a casa ricco di esperienze, contento di aver visitato luoghi bellissimi, di aver mangiato bene, ma soprattutto di aver imparato proverbi del tempo. Agnello e sugo è finito mattino, che significa che dopo la mangiata finita la festa. Aiulo, i cani vanno buchi buchi, significa che mi fai compombo. Tu mangia, famo bichi. Significa che ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Non se questi detti, guardi la pinnata usata cucciara gallarrimina. Ognuno conosce i suoi problemi, a volte gli altri non capiscono. Come bene si punta. Quello che accade non è nostra volontà, non dobbiamo accettarla. La mia nonna dice sempre: non i voli, manca brodo.
È meglio parole chiche che non si dici, ma quella che ci rappresenta meglio, cu voglia poesia va a venire in Sicilia. Ehi ragazzi, ma le sentite questa canzone in sottofondo? La conoscono in tutto il mondo, è Shuri Shuri, la canzone perfetta per descrivere la nostra terra. Fiori, sole, amore, canti e tanta allegria. Dai, cantiamola tutti insieme! Evviva la Sicilia! L'amore camera stitti il corno, sciuri, sciuri, sciuritti tutto l'anno. L'amore camera stitti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.